Da Feltre alle coppe europee, apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, una notizia che troviamo sul Gazzettino di Belluno. Nadir Zortea, originario del Primiero ma nato all'ospedale Santa Maria del Prato e cresciuto nel vivaio della Feltrese, passa dal Cagliari al Bologna, è il salto di qualità che aspettava. Dalla Feltrese ai campi dell'Europa League, e questa la straordinaria parabola di Nadir Zortea, esterno classe 1999, che dopo una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari è pronto a spiccare il volo verso l'Europa con il Bologna. Una storia di talento, determinazione e sacrificio che affonda le radici nella provincia di Belluno e che nel 2025 si intreccia con un altro evento simbolico, l'ingresso della Dolomiti nel calcio professionistico, con il probabile ritorno allo stadio Zugni Tauro di Feltre da fine ottobre. Zortea, nato all'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, ma originario di Fiera di Primiero, ha mosso i primi passi nel calcio proprio nella Feltrese, prima di essere notato dagli osservatori dell'Atalanta, che lo inserirono nel proprio vivaio dopo un'esperienza al Ferral Pisalò. Il salto tra i professionisti è arrivato con la Cremonese in Serie B, dove a 21 anni ha segnato il suo primo gol tra i grandi. Da lì un percorso in costante crescita: l'esordio in Serie A con la Salernitana nel 2021, il primo gol l'anno dopo, e poi le esperienze con Sassuolo e Frosinone, che ne hanno affinato le doti tecniche e le tattiche. Ma è con il Cagliari nella stagione 2024-2025 che Zortea ha raggiunto la definitiva consacrazione: 6 gol e 3 assist in campionato, che hanno aiutato la formazione sarda a raggiungere la salvezza la passata stagione. Questi numeri lo hanno fatto diventare uno dei difensori più prolifici della Serie A, grazie alla sua capacità di inserirsi con tempi perfetti, la sua rapidità e l'intelligenza tattica, che lo rendono un esterno moderno e imprevedibile. Questo è l'articolo che avrete modo di leggere a firma di Luca Dauru nelle pagine sportive del Gazzettino di Belluno. Vediamo in questo scatto appunto Nadir Zortea con la maglia del Bologna. Al Cagliari ha segnato 6 gol, firmando 2 assist in 38 presenze complessive. Dopo la notizia in primo piano di questa edizione di Edicola Belluno, l'edizione di giovedì 21 agosto 2025, passiamo alla lettura dei titoli presenti sulle prime pagine, quindi continuiamo a rimanere sul Gazzettino di Belluno e lo vedete, la foto di copertina è dedicata appunto a Zortea. Dopo Gazzi, bellunese importante per quanto riguarda il settore calcistico nazionale, tocca Zortea, un feltrino in Europa League. L'approfondimento già letto lo troverete comunque a pagina 14 di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Politica del capoluogo, ci sono già i primi nomi per il dopo Rocconi. Il sindaco dei Pellegrini avrebbe un piano A esterno, ma c'è anche Garzotto come soluzione interna. Il gioco tipico d'agosto è il calciomercato e ha le sue regole fatte di ricerche, esuberi e piani B, talvolta fatte anche di scommesse infarcite di speranze, quantomeno quelle di creare una squadra più forte e più adatta ad affrontare l'annata. È la stessa speranza che hanno in queste settimane, frenetiche a dir poco, a Palazzo Rosso. L'esubero di lusso tutto ad un tratto è diventato Franco Rocconi. L'articolo di Damiano Tormen lo troveremo a pagina 3. E sempre dal capoluogo, articolo a firma di Federica Fanta, a pagina 5, un anno di taser mai utilizzati, il curioso caso del capoluogo, dove però la polizia municipale avrà anche le pistole. Si torna a parlare di turismo cafone in provincia di Belluno con un articolo di Giuditta Bozzonello che troveremo a pagina 13. Lavano il cane nella fontana pubblica. La maleducazione non ha confini, e così dopo i casi di turisti cafoni a Cortina, ecco, il fenomeno è stato accertato anche a San Vito di Cadore, tanto da spingere il sindaco Franco De Bono a firmare un avviso pubblico ricordando il regolamento comunale di polizia urbana, nello specifico per il corretto utilizzo delle fontane pubbliche che qualcuno ha scambiato per il lavandino di casa. Sono stati segnalati comportamenti scorretti che non si possono tollerare, spiega Franco De Bon, in una delle fontane del paese, esattamente nella borgata di Resinigo, persone che dopo essersi lavate le ascelle hanno continuato lavando scarpe, indumenti e cane. Sette Ville, altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, appello di Zanolla, improrogabile un intervento radicale sulla Feltrina. Se ne parla da tanti anni, ma ora un importante intervento di ammodernamento della strada regionale 341 Feltrina si sta facendo sempre più indispensabile. Ad auspicarlo con forza è lo stesso sindaco di Sette Ville, Bruno Zanolla, che elenca i problemi, supportato dal presidente Dario Bon, presidente dei fondi di Confine. L'approfondimento di Mondin a pagina 7.
Toscani invece firma un articolo a pagina 13 che ci porta a Santo Stefano, siamo in Comelico, da lunedì riprendono i lavori in galleria. Concluse le 2 settimane centrali del mese vacanziero, lunedì riparte il maxi cantiere all'interno della galleria Comelico dopo la sospensione disposta da ANAS per agevolare il traffico nel periodo dell'esodo estivo. A partire dal 25 agosto riprendono i lavori di manutenzione programmata lungo i 4 km del tunnel posto sulla strada statale 52 Carnica dal chilometro 81 all'85 con il consueto orario notturno. Nel dettaglio la galleria sarà chiusa in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 del giorno successivo, da lunedì al venerdì. Val di Zoldo, Mauro Corona e Camillo De Pellegrin, vediamoci l'articolo di Giovanni Santina, pagina 9, e ancora un arbitro pugliese e il VAR a chiamata per il debutto della Dolomiti sabato in Serie C. Altri approfondimenti riferiti allo sport, in questo caso a firma di Lazzarin, a pagina 14, Mamani invece sempre a pagina 14 firma un articolo riferito al mondo dell'hockey, strano intreccio di mercato, alla fine Kadlec resta a Feltre. E domani invece il ricordo, la commemorazione del 16° anniversario della tragedia di Rio Gere, da Luca Zaia a Rufus Bristot, in molti stanno ricordando le 4 vittime dell'incidente in cui rimase coinvolto l'elicottero del SUEM 118. L'approfondimento di Dibona lo troveremo a pagina 13. Questi richiami principali sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizia in primo piano che riguarda la scuola bellunese, scuole, organici carenti, avviate le assunzioni in ruolo negli istituti bellunesi, ma molti posti rimarranno vuoti, assegnati gli incarichi a 4 nuovi presidi. Mancano all'appello 16 direttori amministrativi e 2/3 dei bidelli, a rientro inevitabili disagi. L'articolo a firma di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 17. Viabilità lungo la statale 51, fiato sospeso sull'Alemagna, soglie d'allarme da modificare, traffico record e previsioni meteo fanno restare con il fiato sospeso per la viabilità sull'Alemagna tra San Vito e Cortina. L'articolo a pagina 21. A pagina 22 Gigi Sosso firma un articolo di cronaca, droga sintetica nascosta in casa, Feltrino finisce in manette, perquisito e arrestato all'alba, un Feltrino incensurato è stato portato in carcere ieri mattina presto dai carabinieri di Feltre. Pagina 19, troppe assenze, l'USL licenzia un autista delle ambulanze. L'USL numero 1 Dolomiti licenzia un autista di ambulanza, la decisione è arrivata dopo un procedimento disciplinare. L'approfondimento appunto a pagina 19. La foto di copertina del Corriere delle Alpi è sempre dedicata allo sport, ma in questo caso quello programmato nel prossimo inverno in provincia di Belluno. Parliamo ovviamente delle Olimpiadi Milano e Cortina 2026. Verso i giochi, Saldini, amministratore di Simico: a Cortina lavoriamo non stop per rispettare i tempi. Test dell'impianto, pista da bob illuminata a giorno. Lo Sliding Center, durante il test di illuminazione notturna, i lavori vanno finiti entro settembre, quindi davvero manca poco. L'articolo di Micheli a pagina 12. Sempre in merito alle Olimpiadi, Paralimpiadi senza barriere, il palaghiaccio è già a posto, lo conferma il commissario Fasiol. L'approfondimento di Dalmas a pagina 12. E ancora in arrivo una proposta, legge in extremis per il terzo mandato degli assessori, notizia di carattere regionale, ovviamente siamo prossimi alle elezioni regionali. Per la sanità regionale il timore di poche candidature, sanità, un bando per 118 medici rinforzeranno il pronto soccorso. L'articolo di Currado e Tomè da pagina 2 a pagina 3. Questi richiami quindi dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamo al cesso interno con le notizie dedicate prettamente alla provincia di Belluno. La prima notizia è che riguarda appunto il mondo scolastico bellunese, la troviamo a pagina 17. Scuola, mancano 16 direttori generali, in ruolo nemmeno un terzo dei bidelli. In corso le operazioni per le assunzioni, ma molti posti rimarranno ancora vuoti in vista di disagi negli istituti bellunesi. L'articolo a firma di Paola Dallanese. In corso le operazioni di assunzione nel mondo della scuola. L'estate per la scuola è un periodo di intenso lavoro, specie per gli uffici degli ex provveditorati impegnati nelle assunzioni di ruolo. Lo scopo è quello di arrivare all'avvio delle elezioni con tutto l'organico presente e soprattutto in ruolo. Ma anche quest'anno le cose non andranno così, visto che sia per i docenti, sia per il personale amministrativo e per i dirigenti scolastici le supplenze ci saranno, e saranno anche numerose, molti i posti che rimarranno liberi, creando disagi agli istituti. La speranza è anche che anche i supplenti possano essere individuati prima del suono della campanella.
E sempre da questa pagina, approfondimento riferito alla scuola, sospensione con lavori sociali al Catullo, iniziativa già partita, molte le novità che saranno introdotte con il nuovo anno scolastico, 5 in condotta con bocciatura allo SNALS, così non si aiutano i ragazzi. Ancora dalla scuola, mense, più spazio e comfort all'Egnevo e al quartier Cadore, notizia che interessa in questo caso il capoluogo bellunese. Il comune ha ottenuto 475.000 euro dal PNRR per riqualificare e migliorare i locali. Soddisfatta la dirigente dell'istituto Bruna Cadogno, lavori attesi da molti anni. Fatto che riguarda la sanità bellunese, troppe assenze, autista d'ambulanza licenziato. L'US numero 1 Dolomiti ha deciso di rescindere il contratto con il dipendente al termine di un procedimento disciplinare. Troppe assenze, la decisione è arrivata al termine di un procedimento disciplinare che l'azienda sanitaria ha avviato nei mesi scorsi, che ha portato prima di Ferragosto all'applicazione della sanzione del licenziamento. Concessa però anche la possibilità al dipendente di rispettare il tempo del preavviso previsto dal contratto di categoria per lasciare l'impiego, così da non perdere alcune spettanze, possibilità a cui però l'autista ha deciso di rinunciare andandosene via subito. La politica dei Pellegrini piccato, io un podestale, mie dichiarazioni male interpretate. Il sindaco replica all'attacco della consigliera Lucia Olivotto, mi ispiro ai valori della democrazia e della trasparenza. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Fatti che interessano il capoluogo bellunese, la politica anche in merito all'assessore Roccon che non scioglie le riserve ma volano gli stracci. Clima insopportabile, bisogna chiarire. Il confronto decisivo non c'è ancora stato, il sindaco Oscar De Pellegrini e l'assessore Franco Roccon non hanno chiarito se la divergenza nata a seguito del caso parcheggi a pagamento sul Nevegale sia insanabile, ma stavolta non succederà quanto accaduto con l'ex assessore Buttignon, rimasta sulla graticola per mesi fino a quando non si è dimessa perché il primo cittadino non le ha mai revocato le deleghe. Non aspetterò mi mandi via lui, magari avrò il colpo di matto e andrò via io, confessa con un mezzo sorriso Franco Roccon. L'articolo è sempre a firma di Alessia Forzin. Le interviste del Corriere delle Alpi, in questo caso a firma di Francesco Dalmas, 80 anni in marmolada, Attilio Bressan, salvato dal trapianto e da Voitila. L'ex capo del soccorso alpino Valpettorina continua a salire in quota dove cura il Museo della Guerra. Con la fisarmonicista Sabrina Salvestrin ha ringraziato in musica il Policlinico di Padova. Il ghiacciaio è sempre più scuro, chi sta negando il cambiamento climatico salga qui a vedere. È un estratto dell'intervista di Dalmas che vi aspetta a pagina 20 del Corriere delle Alpi. Troverete anche un inserto dedicato a cosa fare in questo prossimo weekend in provincia di Belluno. Per questione di tempo non abbiamo modo di leggerlo, ma continuiamo invece con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a San Vito di Cadore, articolo a firma di Francesco Dalmas, fiato sospeso per traffico e meteo, ritarate gli allarmi sull'Alemagna, strada statale 51 riaperta dopo una notte, il sindaco De Bon chiede di rivedere le soglie che fanno scattare il rosso. Fatti di cronaca che ci portano a Feltre con pagina 22, articolo di Gigi Sosso, l'operazione droghe sintetiche a casa arrestato all'alba. Il feltrino perquisito dai carabinieri aveva anche un consistente quantitativo di hashish ed è stato portato a Baldeniche. I militari si sono mossi sulla base dell'indicazione di un assuntore. Ancora dal Feltrino Pedavena, lavatoio di Travagola ripulito dai volontari. E ancora domenica il giro di 60 km con abbigliamento e bici vintage si chiude il 5 settembre con il giro della Vallata Feltrina Juniores. Settimana del ciclismo a Cesio, si inizia con la San Vito Classic. Notizia che ci fa rimanere a Feltre, sentieri delle vette curati dal CAI, pulizia sull'Altavia e sul Tomatico. I volontari della sezione di Feltre rendono più sicure le escursioni dalla primavera, ad oggi eseguiti già 14 interventi di manutenzione. E sempre in merito alla manutenzione del verde in provincia di Belluno, siamo a 7 ville, verde pubblico affidato ai volontari, grande risposta delle associazioni. Il consigliere Coppe, già 12 domande pervenute per prendersi cura di altrettante zone da tenere in ordine. Davvero un plauso al mondo del volontariato bellunese, mondo del volontariato in questo periodo anche impegnato con le molteplici sagre paesane. L'approfondimento del Corriere delle Alpi ci porta alla mitica sagra di Melere, numeri record ma che andranno gestiti, l'importante è la qualità. Gianni Segata traccia il bilancio di un'edizione con 22.133 pasti serviti, i soldi li ridistribuiamo al territorio tenendo solo una piccola cassa.
Ufficio postale è chiuso da mesi, notizia che ci porta a Ponte nelle Alpi, cresce la protesta dei cittadini, la fine cantiere slitta alla metà di settembre, il camper sostitutivo è fuori uso, i residenti costretti a rivolgersi ad altri sportelli anche a Belluno per le operazioni. E rimaniamo a Ponte nelle Alpi, grande commozione a Ponte nelle Alpi per il funerale dell'infermiera di 47 anni, l'addio a Emanuela, quando arrivava sorrideva sempre. Sotto un cielo piovoso e con il cuore colmo di dolore, Polpetta ha salutato Emanuela Isottoni Menegaz, 47 anni, esempio di luce e forza. Parenti, amici e colleghi si sono stretti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale per un ultimo saluto, con una commozione intensa e condivisa. Ancora a Ponte nelle Alpi, un successo il campeggio alla Pandin di Cugnan, articolo a firma di Enrico De Coll, e da Longarone altro articolo di De Coll, lavori al Ponte Rui della Croce, chiusura tra Dogna e Provagna. Passiamo in Agordino con le notizie di carattere storico, Valle del Biois e il nazifascismo, memoria per chi ci ha difeso. Il 20 e il 21 agosto del 1944 furono distrutte abitazioni e vennero uccisi 47 civili. Il sindaco Murer, esempi di uomini e donne giusti, sono un faro nella notte. Colle Santa Lucia, mezzo pesante croato si impantana sul Giao, Veneto Strade rimedia. Da Falcade è morto a Bolzano il falcadino Franco Walt. Lutto nel mondo dell'atletica e cordoglio della FIDAL rivolto al presidente del Comitato Alto Adige-Sud Tirol Paolo Walt per la scomparsa del caro Papa Franco, che si è spento poco prima della mezzanotte di martedì all'ospedale di Bolzano. Aveva 86 anni. Siamo a Cortina con un articolo a firma di Marina Menardi. Il Tex torna all'Alexander Hall. Faremo scorrere idee e sinergie. Il maltempo fa spostare la 9ª edizione, l'evento inserito nell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina. Da domani al via la manifestazione, 11 gli speaker che si alterneranno. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, e passiamo adesso invece all'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia a pagina 2 riferita all'ospedale San Martino di Belluno, AFA in ospedale dei pellegrini, il sindaco del capoluogo è doveroso intervenire. Problema recente, secondo il sindaco, e l'USL ha già pensato le contromisure. A giugno la CISL aveva inviato una nota chiedendo la verifica degli ambienti. Festa irlandese in centro, la città si colora di verde, notizia che interessa il capoluogo. Da domani a domenica 3 giornate tra musica, street food e mercatino. Continuiamo con il capoluogo, taser mai usato ma arriva la pistola. In un anno dall'introduzione dello strumento la polizia locale non ha mai dovuto attivarlo, entro fine anno però gli agenti saranno dotati di arma da fuoco. A Damiano, assessore con delega alla sicurezza, è deterrenza. L'articolo è a firma di Federica Fante. Rimaniamo sempre a Belluno, videosorveglianza danneggiata, colpa dei topi e dei temporali, il comune deve sostituire 2 impianti. Mondo del volontariato protagonista in queste edizioni sia del Corriere delle Alpi che del Gazzettino. Siamo a pagina 6, notizia che ci porta a Feltre, donatori del sangue, la presidenza passa da Marchetta a Raveane. Cambio della guardia dell'associazione Feltrina Donatori di Sangue, oltre al vertice rinnovate le altre cariche dai vice ai responsabili dei vari settori. Vediamo in questo scatto appunto il presidente uscente Marchetti, il commissario Dalbene e il neo eletto presidente Andrea Raveane. In bocca al lupo al nuovo presidente. E a proposito di donatori di sangue, concorso Dona e Vinci, i premi dopo i prelievi. Inquadrando il QR code si scopre se si ottiene la vincita. Feltrina è una strada da cambiare, il sindaco Bruno Zanolla, un intervento radicale vista la gravità è diventato ormai improrogabile. Ogni giorno lungo la regionale transitano fino a 20.000 veicoli, tanti le interruzioni e gli incidenti. Ancora da Sette Ville, la dea bendata bacia ancora Sette Ville, con un terno al lotto alla tabaccheria Feltrina sono stati vinti 9.125 euro. Siamo in Val di Zoldo, Corona, accetto l'invito a Erto. Il sindaco soddisfatto della condivisione espressa dall'alpinista su overtourism e montagne affollate, fenomeno da gestire. Lo scrittore friulano vuole conoscere dei pellegrini di persona, salgo io da lui, mia mamma è di Casso e se ne ricorda bene. Ma continuiamo con le notizie che interessano in questo caso Voltago Gordino, 1 secolo e mezzo dalla prima salita dell'Anier, festa rifugio Scarpa. Un centinaio di persone ha ricordato l'impresa di Cesare Tomè il 18 agosto 1875, l'inaugurazione del bivacco Biasin 60 anni fa.
Sospirolo, storia di diavoli, fede e superstizione nel concorso tra leggende e misteri. Tutte le informazioni potete trovarle nel sito della Proloco di Sospirolo. A pagina 11 invece il ricordo della tragedia di Falco, Rio Gere, l'eco di Falco 16 anni dopo. Domani la ricorrenza della tragedia verrà celebrata al Sacello, eretto nel punto in cui l'elicottero del SUEM in missione precipitò. Fabio Bristotto, allora delegato del soccorso, ripercorre quelle ore come se le lancette si fossero fermate in un punto senza tempo. Alle 15.04 di sabato 22 agosto 2009 l'elicottero Falco del SUEM precipitò nel greto del Ruderagraes nel vallone di Impopontiò alle pendici del Monte Cristallo sopra Cortina d'Ampezzo. Nello schianto del velivolo a terra morirono il tecnico di elisoccorso Stefano da Forno, il pilota Dario De Filippi, il medico del 118 Fabrizio Spaziani e il tecnico aeronautico Marco Zago. In quell'ora le lancette di un'intera collettività sono sembrate fermarsi in una zona senza tempo, in quegli attimi rallentati da un eco di morte che è sembrata rimbalzare ovunque con le sue note stridule. Si sono accavallate in tutto il corpo del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi e del 118 le sensazioni ed emozioni più forti e contrastanti. Scrive oggi Fabio Rufus Bristot, che allora era delegato provinciale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e visse intensamente la tragedia. La ricorrenza per il 16° anniversario del disastro è stato organizzato anche quest'anno un momento di incontro, di riflessione e di preghiera sul luogo in cui si verificò, dove oggi c'è un'edicola sacra voluta dai compagni dei 4 uomini morti. Alle 16 di domani ci sarà la celebrazione della messa alla quale sono tutti invitati da Michele Titton, oggi delegato del Soccorso Alpino Nazionale, da Giuseppe Dalben, commissario dell'USL 1 Dolomiti di Belluno, da Don Ivano Brambilla, parroco di Cortina. Dalle 15 sarà attivo un servizio di navette che partiranno dal piazzale di Rio Gere lungo la strada che sale al passo Tre Croci per trasportare chi ha difficoltà a camminare in montagna. Se le condizioni meteorologiche non consentiranno di salire lassù, la celebrazione si sposterà alle 18 nella Basilica Minore dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo a Cortina. Siamo a San Vito, lavano scarpe e cane nella fontana, non si fermano gli episodi di turismo caffone, a Resinego gitanti usano senza remore l'acqua pubblica per ripulirsi. Operai comunali costretti a vuotare l'impianto, a sanificarlo e a riempirlo nuovamente, il sindaco emette una ordinanza. E dal Comelico Galleria riapre il cantiere, ultimi giorni di accesso libero da lunedì, divieto notturno. Dal 25 al 29 agosto e dal 1 al 3 settembre della fascia oraria compresa tra le 22.30 e le 5.30 del giorno successivo saranno inoltre in corso lavorazioni all'interno della Galleria Paramassi L'Aste che comporteranno il blocco totale del traffico con i mezzi di soccorso deviati lungo il percorso alternativo del Bus delle Val segnalato sul posto. I lavori della Galleria L'Aste proseguiranno almeno per altri 6 mesi. In un recente pacchetto di ordinanze vi è infatti anche quella della proroga del senso unico alternato al 28 febbraio 2026. Si tratta di 900 metri regolati da impianto semaforico con tempi di attesa da inizio rosso a verde di 5 minuti. Qui è in corso l'intervento per la protezione del corpo stradale con la realizzazione delle barriere paramassi e il prolungamento di entrambi i lati della galleria semiaperta. Articolo di Vonne Toscani che ci porta ovviamente a Santo Stefano di Cadore, siamo in Comelico. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.